Io mi presento, sono Marinella Mantovani, sono la presidente dell'Auser provinciale di Rovigo. Stamattina siamo qui a Porto Tolle, ma in contemporanea abbiamo tutti i comuni con le scale, con le arginali lungo il Po, che faranno la stessa iniziativa. È una giornata particolare, forse anche il cielo piange questa giornata oggi, perché è una cosa assurda che nel 2021 siamo ancora qui a dover cercare di sensibilizzare e di portare avanti un valore che dovrebbe essere scontato, quello del rispetto delle persone e del rispetto delle donne in questo caso. Come Auser abbiamo intrapreso alcuni anni fa queste iniziative di sensibilizzazione, perché crediamo che l'educazione sia alla base di questa strage, che è diventata veramente una strage. Dal 2000 ad oggi sono oltre 3.400 le donne uccise per femminicidio, veramente una strage. E allora non possiamo, soprattutto Auser è un'associazione di persone anziane, non più giovani, persone che però hanno contribuito molto in quelle che sono le rivendicazioni dei diritti delle donne e nella costruzione della democrazia. E oggi non possiamo vedere proprio questo sgretolarsi della nostra società su quello che è il valore, ripeto ancora, alla base delle relazioni, che è il rispetto. Per cui abbiamo iniziato con varie iniziative culturali nelle scuole, fuori dalle scuole, e quest'anno abbiamo pensato proprio di unirci in questo contrasto alla violenza, per cui da Melara a Porto Tolle sono 10 comuni che hanno le scale come questa qua. No, questa è la più bella a dire il vero. Bravo. Però nel senso come struttura, altri hanno scale che sono veramente un po' manomesse, però tutti i volontari dell'Auser insieme hanno lavorato appunto per fare questo messaggio che è visibile a tutti, che è sotto gli occhi di tutti, ma che riporta quella che è una frase che le donne dicono quando arrivano al pronto soccorso. Cioè, le donne, per nascondere ciò che è la realtà della loro violenza, dicono che sono cadute dalle scale. E allora dietro questa frase noi dobbiamo cercare di capire che cosa si nasconde, se c'è qualche cosa che veramente va oltre una semplice caduta dalle scale. E quindi questa frase l'abbiamo portata lungo tutto il percorso appunto dell'asse del Po. Abbiamo preso le scale arginali che noi abbiamo e abbiamo fatto diventare il messaggio contro la violenza alle donne. Ringrazio il Comune di Porto Tolle che ci ha concesso di poterle utilizzare in queste piccole opere di street art che hanno fatto i nostri volontari, che veramente ringrazio, perché tutti quanti sono tutti uomini quelli che hanno fatto questo lavoro, va bene, perché si sono messi a pulirle, a dipingere, si sono messi alla prova in qualcosa che non fa parte del loro quotidiano, va bene, ma impegnati perché ci credono in questo valore. Quindi ringrazio il Comune, gli assessori, la polizia locale nella persona della Michela, che non vuol mai apparire, che è là dietro, Silvana che è appena arrivata, e tutti voi per essere qui stamattina. Grazie veramente. Grazie a lei. Lunedì saremo con la Commissione Pari Opportunità e con l'amministrazione all'Ipsia, che è una scuola che ha, diciamo, molti studenti di genere maschile, mettiamola così, e faremo un teatro, Uno Nessuno 100.000, proprio contro la violenza sulle donne, e abbiamo voluto andare a scuola e non farla aperta a tutta la cittadinanza, perché ovviamente questo è un tema che va proprio affrontato con la scuola, con i ragazzi che crescono, e quindi ecco, l'amministrazione è stata sensibile sia a questa bellissima opportunità che ci ha offerto l'Auser, ma vogliamo insistere sulla scuola e soprattutto sui ragazzi a essere non sensibili, a comportarsi veramente da uomini. Quindi lunedì con la commissione e con l'amministrazione saremo all'Ipsia. Oggi si ha una difficoltà enorme per raggiungere quella vera parità ed uguaglianza che c'è tra le persone, e quindi è ancora più sentita, perché quindi passiamo da soli casi, diciamo, di chi viene ucciso, passiamo a tantissimi casi di persone che, ripeto, vengono comunque tolte della loro dignità, perché quando si fa una violenza psicologica, e questa succede anche quando si è vittima del bullismo, che stiamo cercando anche questo di portare attraverso le scuole, è un'altra casistica che è emersa sempre con più forza in questi ultimi anni, e che stiamo cercando
di sensibilizzare in modo molto forte, fare un'iniziativa anche per Natale su questa materia, perché comunque è una realtà che ormai è conclamata. Quindi oggi, e non ci dobbiamo fermare oggi, ma ad ogni giorno è giusto rompere questo silenzio, è giusto portare la nostra voce, è giusto che dobbiamo parlarne con chi conosciamo, è giusto che dobbiamo essere una spalla, a volte anche senza... E questo ve lo dico perché comunque chi amministra a volte per esperienza personale viene contattato, viene anche che a volte viene anche il magone a sentire determinate situazioni che succedono, e a volte si può essere anche solo una spalla silenziosa, ma che ti possa portare a fare quel passo che è importante, che è la denuncia, che dopo da lì si apre quello che deve essere a livello politico nazionale ma anche istituzionale, dare delle pene certe, dare una tutela di chi oggi condanna queste situazioni e ancora oggi non viene tutelato al 100%, perché la realtà è questa.